anche Renato Zappalà ha detto Zappato, ha detto Renni. Guarda, ti detto... racconto un aneddoto. Io sono stato nel 91, sono stato a Memphis. Sì. Ho fatto questa Memphis, Tennessee. Memphis, Tennessee. E sono andato a trovare a Mr. Phillips. C'era Ido? C'era lui, il signor Phillips, chiedo da Phillips. No, lui, E mi ci sono presentato, assieme a un altro amico mio di Catania, mi sono presentato, salve, sono Renny Zappato, cantante di rockabilly siciliano. Vorrei fare il disco, ho il master e qui vorrei incidere Mr. Phillips, forse. Sarà Mr. Phillips, Pronto? Pronto, sogno Philips, pronto, ma chi c'è un certo Zappalà dopo? Sì. Pronto, quelli, chi è pronto? Signor Phillips. Sì, buongiorno, sono Philips, sto chiamando del Tennessee, io sto portando quando a chiamare questa telefonata, pronto? Del Tennessee. Sta telefonando da Memphis o da Memphis? No, di Memphis, no, Memphis è quello in provincia di Agrigento, no, Memphis. Io avanzo soldi da uno che viene a casa e poi si è fatto un CD che dice ce la lavoriamo a sto mazzo, ma qui è un neghi so. Guardi, sono Zappalà, Zappato. oggi ospite qua da due Come, mie carissime. Ma come ospite? Ragazzi, voglio che questo se fotti porta i cinere, state attenti. Avanzo soldi, a raccogliere questi soldi e portalo, ma non voglia. Mi scusi, signor Phillips, mi permetto di prendere le difese. Lei tiene amico. Sì, un amico. La mirassia lei, Sono suo e cugino. allora se lei suo vicino vuole garantire, ma non soldi sono qualche $8 che mi stavo a dare, non 91 che questi soldi. Non è questo il problema, ma mi che ancora c'era la lira, magari c'era la lira e ora c'è il dollaro, Signor Phillips, mi scusi, ma noi aspettavamo il master che non è mai arrivato. A quale master? Ancora pensi sotto spatto master, che ci dice una copia di quel così masterizzato tanto per devi fare un marocchino amico mio che sta anche a presto. Non paghiamo. Non paghiamo. Comunque lei sappia che quella canzone che lei ha fatto io ho cercato di venderla con i marocchini, che non l'ha voluto l'uno, manca €1, niente, ma andiamo a fare. Ma come Ma non è vero. Comunque se lo cogliessi e buttasse sto soldi mentre che viene a capo buttasse 4 cannole, che io sono di origine siciliana, non so se si sente. forse si sentiva. Non l'avevamo notato. No, un leggero accento. In realtà Philips è l'abbreviazione da Castro Filippo Giovanni Castro Filippo, detto signor Philips. Signor Phillips, era questa la canzone, vero? Idee, ma come c'eravamo dopo? Storia del rock. Blows a fuse. Hey, everybody hopping, everybody's bopping. I'm bopping in the high school high. Well, bopping in the high school high. Rocking in the high school high. Bello! Hopping in the high school high. Mi piace! Shaking in the high school high. Everybody hopping, everybody's bopping, bopping in the high school high. Ah, ma sta cosa qua. Ma questo è lui? Cadillac. È lui. Ci sono tutti i suoi amici che parlano di lui in questa canzone. Bella, Sì, com'è ma- il titolo? Là, mi vuoi presentare? Allora, ci sarà un album che uscirà il prossimo 29 giugno. Tu dici perché il 29 giugno? Perché il 29 Sto giugno? facendo Perché uscire il 29 giugno. No, è il mio compleanno. Ah, basta, solo chiesto. Perché San Pietro e Paolo. Mi chiamo Renato Pierpaolo. Lui si chiama Renato Pierpaolo. Pierpaolo, sì, assolutamente sì. Allora, praticamente uscirà questo album. Si intitola Viva Zappato. Viva Zappato. Ma sono Come così si intitola? Zappato e Friends. Come lo potrai chiamare? Viva Zappato. Leva musica. Non ti specchiare. No, ma sai che c'era il Pavarotti and Friends? Sì, un Pavarotti Duets, c'è. l'album di Frank Sinatra con Divas, tutti gli altri. Divas, Sì, con, Divas, vabbè, sì. Comunque in Viva quest'album ci Viva sono un sacco di amici. Ma salutiamo, chi sono gli amici? Sono che ci Greg. No, Greg. C'è Greg, Blasco, Mirabella, ex Bopping Assolutamente. Kids, Ciao, Blasco. contrabbassista, cantante. Ha voglia. François e Perry Baleggi. François le Coccinelle. Ciao François le Ciccio. Coccinelle. E poi c'è abbiamo Perry Baleggi che è il cantante pianista dei Neon. Dei Neon. Come? Perry Baleggi. Veramente? Sì. Dei Neon? Dei Neon. È vero? Sì, so si che chiamano per te- così i Neon? so che a lui dice ex poco. Jack Daniels Lovers era una band di rockabilly degli anni '80. Jack Daniels Lovers ora si chiamano i Neon. Il pianista. Non so che a te dice poco questa cosa. i E Neon. dei Moda, dei Novo c'erano allora i Neon. C'erano i Neon. Vabbè, c'erano i Neon. C'erano magari i Faretti. C'erano i Faretti.
c'erano i lampadalogene, tutto. Diciamo che è un disco il godo del rock and roll italiano. Ma tu chiamasti mai in gruppo i lampadina dicendo, i chiamasti mai ma i neon li puoi chiamare? C'erano i diaframma, c'erano i neon, tutti questi. Certo, c'era magari la quarta parete, tutti questi nomi strani. Scusa, ma tu li chiameresti Avion Travel, li chiameresti? No, io ne chiamasti manco per che era lo stesso periodo in cui gli Avion Travel proponevano delle cose assolutamente diverse rispetto a quelle che poi non ne fottono tutta questa cosa degli Avion Travel. Cultura. Ma i neon non ne so. Cultura. Non ci sono di Firenze. Ma si sono sciolti? No. Non ci sono neanche spenti. No, ogni tanto qualche lampadina. Poi ogni tanto, se gli cambi lo starter, però va bene. Messaggio promozionale.